Ringraziamo il Comune di Lula, l'associazione folcloristica Lula per questa manifestazione. Per me personalmente è sempre un piacere intervenire a Lula, è un piacere che Lula ogni tanto esca dall'apatia anche grazie a queste manifestazioni. Prima di parlare, di presentare i relatori e le persone che si alterneranno, chiedo al sindaco di porre i suoi saluti e poi così possiamo dare il via al convegno. Buonasera a tutti quanti. Mi pare che vorrei dell'Uleso direttamente con il mezzo. Niente, questo è un progetto fortemente voluto come destinato a Kerfito da l'amministrazione nord dei comuni del Montalbo. In un insomma, tutti i comuni siamo aderiti con grande entusiasmo come destinato a questo progetto che hanno di costume, da sempre di usi e costumi, di costumanza, di storia, di cultura, quindi tradizione, tutto le cose identitarie di questa comunità nostra, e quindi che è la cosa più bella di questi costumi che su costume su viatico che non si può dare la su innesco a studiare la storia nostra e la costumanza nostra come desinata. Ma non solo questo progetto è stato nato bene, ma viene nato già finanziato tra questa fondazione, parte Banco di Sardegna e parte del comune nostro, che hanno magari dopo Giuliana che è assessore alla cultura del suo comune di Orune, ma motore di poter narrare su motore manno di questa iniziativa che siamo usati, Valschinangelo e poi Bustianello, Rimonna e la Pasquale, insomma, almeno però Don Zida ha applicato sul referente di solo proprio per studiare in tutto l'aspetto storico, antropico, quindi in tutto un studio non volevamo solo la ricerca del suo costume in sede di Kergo, ma viene l'evoluzione pure che sul costume del nostro gruppo da tal fatto che su tempo, che noi magari che mandano fa che giochiamo una di Kergo e costume, ma tutto sommato come designato sono barrato quasi uguale, no? Però per che cos'è noi momento che abbiamo iniziato che su 70 bat, 70 kimbe, che sul primo gruppo folcloristico, quindi giochiamo sul costume del manello nostro, quindi giochiamo già una base da dove partire, eccetera. Se a Paolina e Cucchedra, Sabbiata, Issa, momento che hanno cominciato a fare questo costume in vita, magari come solo patto, ad esempio su questo manichero ho applicato solo patto le mannette, che io avevo, come mannetto, che la mauta mia è mannetta. E desinata, quindi base la testimonianza è desinata reale di su chi su costume che denarre, non che mandano fa, che hanno fatto. Quindi questa base pare, quindi tutto sommato è una ricchezza andiamo su nostra, questa comunità, ma è tutto su andiamo sul territorio nostro, ma una ricchezza di sulla nostra, e quindi neanche piacere di dare, ma neanche piacere pure di tesinata, che questa occasione, sapete come tenere le siano proprio sempre su Michele, però si chiede dare questa cosa nostra, che magari mettere via, che cerchiamo di imparare già di sull'estu e non perché teniamo solo questa cosa nostra, e quindi magari andiamo a cercare l'identità del Stato e noi portiamo in questa maniera, è un modo di non aumentare che siamo e tesiamo e guardiamo fuori come si nata. Quindi io vi auguro una buona richiesta da parte mia, questa amministrazione che rappresento, e tesinata e quindi diamo su il via e là sta cosa, no? Quindi a chi te buona Michele e a dare il buon prefetto come tesinata. Vi saluto. Grazie sindaco. Ora sono felice di passare la parola a un'amica, prima che collega Giuliana, che conosco da tanto tempo, da tempo si occupa di abiti tradizionali, non poteva che essere lì la referente del progetto che spiegherà come è nato insieme ad Angelo che interverrà dopo e come si è sviluppato. Grazie Bastiano, buonasera a tutti. Per chi non mi conoscesse, sono Giuliana Pitalis, sono assessore alla cultura al comune di Orune e sono la referente appunto del progetto. Sono stata individuata dall'Unione dei Comuni
sia come referente appunto di Orune, perché comunque qui c'è anche appunto su Customer di Orune, però anche come diciamo guida per tutto il lavoro con tutti gli altri comuni. Allora, questo per me è il terzo lavoro. Il primo è stato un mio lavoro proprio personale. Sono partita dalla lavorazione da Sutuninzu, quindi dalla tosatura della lana, fino ad arrivare ai prodotti finiti, quindi ai manufatti della tradizione urunese, come su tappetto, saburra in Urune, e poi appunto all'abbigliamento tradizionale, quindi su costume maschile e femminile. 2 anni fa invece sono stata contattata dal comune di Nuoro per fare appunto il lavoro sempre su Orune. Lì eravamo 5 comuni, c'era Orgosolo, Nuoro, Orune, Selargius e Usilo, e poi è arrivato Costumenes. Con grande veramente piacere ho dato subito insomma una risposta positiva all'unione, e sono stata veramente forse il lavoro anche che mi ha dato più diciamo più emozioni, perché comunque lavorare, poi lo dirà Angelo, questo con altri 8 comuni dell'Unione è stato veramente è stato importante, perché ha visto proprio, cioè, l'unione finalmente di tutti i comuni dell'Unione del Montalbo. Questo progetto nasce da un'idea di Giorgio Rusta. Giorgio è un vittese che prima lavorava con Angelo all'Unione, e poi lui per altri motivi insomma ha cambiato lavoro e quindi di conseguenza ufficio, e Angelo poi con Gianfranco Migliorisi hanno proseguito, insomma hanno dato vita, ecco, proprio al progetto iniziale. Quindi Costumenes vede i 9 comuni del Montalbo, che sono, vedere Foca, non me lo sciamento, non è che mi mentre Capovaliccuno, Biti, Lodè, Lula, Onani, Orune, Osida, Posada, Siniscola e Torpè. È frutto appunto di un lavoro di ricerca dove ha visto sia studiosi ma anche appassionati, semplici appassionati, che comunque hanno dato vita, hanno lavorato tantissimo, veramente con passione, hanno fatto ricerca sul campo, quindi hanno fatto anche le loro interviste, per dare appunto vita a questa raccolta di abiti tradizionali, dove all'interno, poi potrete visionare insomma il libro, sono corredati da delle schede descrittive. Allora, premetto che i 9 comuni hanno dovuto seguire uno schema uguale per tutti, perché altrimenti qualche comune ha portato veramente, credetemi, in sede. Allora, il progetto si è svolto così: abbiamo fatto c'era un fotografo e un grafico che hanno collaborato con noi. Raimonda in questo caso ha portato insomma i suoi pezzi di suo costumene, e sono stati fotografati pezzo per pezzo. C'era qualche comune che ha portato veramente valigie di abiti. Altri purtroppo non avevano questa possibilità, quindi è stato anche un pochino difficile, però alla fine è uscito veramente un bel lavoro. All'interno potete trovare anche una parte sulla gioielleria, che sono appunto è un corredo importante per quanto riguarda completano appunto tutto il corredo, ecco, del suo costumene. Come diceva prima appunto Mario, ci sarà una seconda edizione di Costumene, sempre finanziata da Fondazione Sardegna, dove si parlerà appunto de esas prendas, quindi di gioielli. Vedremo lì insomma come organizzare il tutto. Speriamo insomma che esca un buon lavoro, così come è stato per questo. Io vi volevo leggere una introduzione che è stata fatta da me e da Angelo, per veramente rendervi conto in breve di quello che poi è tutta l'opera.
La Sardegna è spesso dipinta come un bastione nel cuore del Mediterraneo, di tradizioni uniche e inestimabili, un'isola dove il tempo sembra scorrere seguendo ritmi antichi e solenni. In realtà essa non è altro che una delle tante facce di questa complessa umanità che si trova a vivere in bilico fra tradizione e innovazione, fra un mitico passato e un confuso presente, alla ricerca di vecchie e nuove identità. Questo libro, frutto del patrocinio della Fondazione di Sardegna, dell'impegno dell'Unione dei Comuni e dei suoi 9 comuni, Biti, Lodè, Lula, Onani, Osida, Urune, Posada, Siniscola e Torpè, è un viaggio visivo e descrittivo attraverso l'eleganza e la complessità degli abiti tradizionali sardi. Con ogni pagina che si sfoglia, il lettore è invitato a immergersi in un mondo di colori vivaci, tessuti pregiati e ornamenti raffinati, che insieme compongono il ricco mosaico dell'abbigliamento tradizionale sardo. Le fotografie dettagliate sono accompagnate da descrizioni approfondite che esplorano non solo le stoffe, i tagli e le decorazioni, ma anche il significato più profondo che questi elementi hanno rappresentato e che in parte ancora oggi rappresentano. L'opera mette in evidenza anche come la tendenza alla standardizzazione degli abiti sia un fenomeno di recente introduzione che contrasta con la varietà, il gusto personale e l'espressione di una propria individualità che hanno caratterizzato per secoli questi capolavori tessili. Un breve excursus storico-antropologico ci guiderà attraverso gli aspetti simbolici e sociali dell'abito, rivelando come ogni colore, ciascuna singola stoffa, tipo di ricamo e filo intrecciato sia portatore di un messaggio, di una storia, di un'identità. L'attenzione alla lingua sarda, curata dall'Ufficio della Lingua Sarda dell'Unione dei Comuni, riflette infine la dedizione e il rispetto per la cultura isolana, assicurando che ogni termine sia impregnato di precisione semantica ed indagine etimologica. Questo lavoro, che ha richiesto la collaborazione di numerosi esperti locali, è un tributo alla bellezza, all'unità e contemporaneamente alla diversità culturale della Sardegna. Una celebrazione collettiva che si spera possa ispirare, informare e appassionare le generazioni presenti e future. Benvenuti quindi in un viaggio attraverso il tempo, l'intreccio e il significato, dove ogni abito è una pagina della storia sarda, un racconto, è proprio il caso di dirlo, tessuto con maestria e amore. Grazie e buon proseguimento. Diamo la parola ad Angelo. Saluto a tutti cantoso e ben accatatoso. Su come du neux du zero devo scontare un paco un'altra parte di come è scritto questo libro. L'ha accennato in parte Giuliana, ma devo entrare proprio in intro. Di avere questo libro è scritto da un'idea di Giulio Rusta, che penso che possiamo conoscere, che ha rivellato in biblioteca. E poi la musichetta, io e il suo collega Migliorisi, Gianfranco, è una scritta in un momento in cui Zeldata battapito una ramos in intro dell'Unione dei Comuni una misura di evoluzione che da io ti vaglio come ufficio della lingua sarda e da una intuizione, se chiamiamo narrare del suo presidente del Tando, che pitti Giuseppe Ciccolini su sindaco dei ISDI, è nascito ufficio cultura. E in questo ufficio cultura stiamo cercando di mandare adelante i parizzi strivagliosi che pertoccano la cultura in questo noi comune. Vai dare di questo noi comune è meta difficile, che siamo il galo meta attaccato a s'idea cada uno del suo comune nostro, bene o male chi siete, non battono un metro dei giudizi, non è nada per il buono o il malo, però questo è cercare di travagliare chi noi comune è abbastanza difficile. E dunque
caso stiamo spiegando ad ennanti questo esperimento, che dimostra essere un esperimento sociale, che non penso che va a Parizzo, territorio, chi ha cana questa baina, che stiamo cercando di hackere chi s'unione. E questo libro, quando noi abbiamo scritto in intro dell'unione, del suo comune, tocca di narrare chi è nascito non in intro di un ente, di unione dei comuni, ma di avere come è nato su sindaco, come unione dei suoi comuni, come un trivaglio di noi comuni che si sono uniti per trivagliare tutto Parisi. E dunque non è un ente e via, ma è un'idea, è un paco che stiamo spunnando, mascamente in un momento storico, in una vita nostra, io sono Enzo da Inoca all'Acana, noi scusi da Sugaedo, non si compreso che non so niente. Zolodino. Però sei stato 2 anni si fuori e da che 7 anni si in pasata, pensavo della esperto tu vai di Lodino. Poi siccome sei stato in Roma, pensavo che hai spiegato che si vai di Romano, invece è nulla. Avanti al brulla, sa punna il davvero cussa, sa è cercare di anche scomprendere chi aborta, sa e metamente a trivagliare in unione, pari schissosate, che non hanno si impuntare e andare ad ennantisi, strembande sa conca per non andare a scorroso, che non andare al loco per uno. E tanto questo libro è il primo passo che abbiamo cercato di hackere, si chiede quest'andala. Come siamo ponendo i suoi due passi, siamo sacando i suoi 2 libri, o si chiedete i suoi 2 trivaglio, tanto siamo tesi cosa. Però proprio che comprende come te abbiamo vai dando di unione, di comune, di unione di gente, bosca che vai dare di qualche numero, questo libro è nascito in su finanziamento vinse adesso comune, non ci siamo dimenticato di lunare, è arrivato da un finanziamento da questa fondazione, dell'unione e dai noi comune. E dunque si è immaginato tutti i gente che ha trivagliato per arrivare a questi dinari. Vinse non prima di tutto battapito una delibera da unione, quindi sono noi sindaco, sono noi che vanno alle altre parti a questa assemblea. Poi sono amministrativo, sul momento che abbiamo abito su via da parte sono noi comune, siamo cominciati a trivagliare e su collega. Abbiamo dato su mandato a una cooperativa, questa cooperativa ha cominciato a contattare, abbiamo dato su indito a noi e stanno a Giuliana e a noi referente locale. Questo noi referente locale hanno trivagliato in Cataida. E in Cataida, Paco Pusomanco, Batapito, dai Saldeche, vi facendo un calcolo a 20 persone. Se voi sapete una media di 20 persone per noi comune, decidete in che manta. Pensate, accanto al libro, accanto all'opera, sono state iscritte da unione di un trivaglio di poniamo 150 persone. L'orgoglio nostro non è tanto su aerato un libro che per noi è il bello, è il d'importo, è un libro che è assolutamente un unicum in questo territorio nostro. Ma l'orgoglio nostro è di aver esposto in pare tutta questa gente. E in conto questa è una parte, non quello è troppo lungo che poi Giuliana Lischi di Bacalore e poi il lungo troppo già cosa. L'altra cosa che chiedo a narrare è che dentro di questo libro anzi da cattare carchi nota chi per toccata l'Imbasarda e sicuramente abbiamo fatto dato dell'Imbasarda, delle tradizioni, in questo accenno in che si è fatto dato inizia un po' di attenzione all'Imbasarda. Io so vai dando l'Imbasarda che dico che non tenete su problema di trasmissione intergenerazionale che si sperdende da no
Abbiamo tutti spezionetti sono legati di sardo. Però, vata ateral vidas, in un vedo sperdendo la trasmissione intergenerazionale, come si narra dessa l'invasata, capiamo che allegare in italiano si ammetta pruso de gente, de signores, ma il diaberugai? No. Pensamo. E poi l'altra cosa che voglio narrare è che diate il bello quando a cominciare questa discussione, quando a dare questa parola a la poesia, deve avere un eledo, una riflessione in conto dei testi su questa parola, abbiamo allegato su giro de tre interventi come qui su Meudo, de ma è nato Messi, Noede che Ortasa, la parola tradizione. La parola tradizione viene da su latino tradizio traditionis, che è una parola che viene da tradere, che è consegnare, e in questa consegna tocca di comprendere i tesemos consegnande a sos chi sono venende, a sos chi siamo pesante. Dunque questo è un invito che posso fare e vediamo se beste modo e maniera per tardo di eseguire questa allega. Grazie già. Grazie Angelo, grazie Giuliana. Deve toccare a me, parlerò in italiano nel rispetto delle due persone, ma comunque sempre due sono, chi non comprende il susare. Mi conoscete bene o male tutti. Devo dirvi che gli abiti tradizionali, i costumi, non mi hanno mai appassionato. È una di quelle cose della cultura di un popolo, della cultura di un paese che non mi ha mai particolarmente entusiasmato. E ciò nonostante, nei primi anni 2000, ma questo lo dirà Raimonda, per quasi causa di forza maggiore, mi sono dovuto calare nel ruolo di ricercatore locale, anche questo lo dirà Raimonda, per raccogliere le testimonianze sull'abito tradizionale di Lula. Abbiamo intervistato diverse persone anziane che oggi non ci sono più, e quindi anche forse più un tributo a tutte queste persone che non ci sono più, alle memorie che ci hanno consegnato, e quindi il discorso che farò io è legato alla funzione identitaria e della memoria che ha l'abito. E non parlerò del costume di Lula perché per più ordini di ragioni. La prima è che ne parlerà diffusamente Raimonda. Io dirò semplicemente, peraltro parlerò pochissimo, pochi minuti, perché è giusto che parli Raimonda. Dirò un paio di cose che sono legate all'abito tradizionale di Lula, ma non esclusivamente adesso riferibili, immediatamente riferibili. La prima l'ha detta Giuliana, cioè che bisogna uscire, l'ha detto fra le linee Giuliana, bisogna uscire da questa idea che noi tutti, Lula, Uruna, eccetera, eccetera, abbiamo degli abiti tradizionali, cioè che esistesse un modello. Cosa vuol dire? Giugestuit uno, cioè quindi il modello era effettivamente uno, però poi ognuno lo arricchiva o non lo arricchiva a moda sua. Non ci dobbiamo dimenticare che, e questo è molto importante, che quando parliamo e sentiamo di abiti tradizionali dobbiamo necessariamente scindere due periodi. Il primo, che arriva agli anni 50 e 60 del Novecento, dove l'abito aveva una sua funzione, che era quella di distinguere, e quindi distinguere Urune da Lula, ed era anche quella di distinguere il ricco dal povero, ed era quella di distinguere la persona che andava a festa o la persona che la mattina andava a prendere l'acqua. Quindi l'abito tradizionale era diverso già per queste funzioni diverse e differenti a cui rispondevo. La seconda questione è che questa diversità rispecchiava chi realizzava gli abiti. Non c'era una sarda che realizzava gli abiti, bene o male, Don Zunugia che assistire suo.
E a Lula di questo ne abbiamo fortunatamente diverse testimonianze anche dei costumi de Gattia, che sono quelli che si trovano meno. Non dimenticherò mai un bellissimo costume da vedova che abbiamo avuto modo di vedere, documentare e fotografare. Si vedeva ancora il panno rosso sotto, Giunieddu, che non l'hanno tinto, non è resistito a cannare giuruio su panno. Che non è che bissa sarta che annaiata lì così su costume di nuovo, no? Lo picaiano, lo tinghiano e lo acchiano. Allora, questo ragionamento è fondamentale perché è necessario uscire, sto arrivando al fulcro, alla sostanza del mio ragionamento, è fondamentale uscire da quest'idea che su costume di vita i goi, eia, su costume di vita i goi, su gesto i goi, dai cui non si ubiti, e lo vedremo nelle foto che ci proietterà Raimonda, però ricordiamoci anche che c'erano piccole differenze fra abito e abito, perché chiaramente rispondevano ad esigenze differenti. Poi c'è un secondo momento, che non riguarda anche in questo caso solo Lula, ma riguarda tutte le comunità della Sardegna, e questo secondo momento parte dagli anni 70 del secolo scorso, dagli anni 70 del Novecento, perché in tutta l'area euro-mediterranea, quindi non solo in Sardegna, c'è quello che tecnicamente si chiama folk revival, ed è questo periodo in cui si recupera quello che è andato perso. Perché a partire dagli anni 50, dopo il secondo conflitto mondiale, l'esigenza delle comunità più o meno grandi, più o meno rurali, più o meno urbane, era quella di andare avanti, di ricostruire, di ammodernarsi. La tradizione è un qualcosa di vecchio, viene lasciata, ed è quello che è accaduto anche con l'abito tradizionale di Lula, è quello che è accaduto con la maggior parte dei comuni della Sardegna che hanno abbandonato l'abito tradizionale per rivestire a sa civile, a sa civile. Che cosa accade negli anni 70? Negli anni 70 invece c'è un'esigenza ancora diversa, la necessità di riacquisire questi abiti persi. Ma la riacquisizione non è avvenuta in maniera del tutto scientifica, mettiamola così. Qua il sindaco mi consentirà un po' di non so se c'è ancora Mario, ma di vederla un po' diversamente, perché poi un caso, quello che lui ha delineato è chiaramente quello, è giusto, è vero, eccetera, eccetera, però nell'altro 90% dei casi non è avvenuto sulla base di costumi vecchi, ma questi costumi sono stati riadibiti alle esigenze del periodo, e le esigenze del periodo inde a videre che su costume tuo il più bello di un attimo, ed è anche quello che è avvenuto a Lula, dove ci sono anche qua testimonianze che sono state registrate di un momento in cui l'abito tradizionale viene, diciamo, completamente rivisto. La maggior parte degli abiti tradizionali lulesi che oggi noi vediamo non rispecchiano l'abito tradizionale del passato, e questo ce lo farà vedere Raimonda nelle diapositive. Non lo rispecchia, caso costume di vita, non è su costumi che storie. Chiaramente io da antropologo, non da talebano, non posso che essere d'accordo al cambio della tradizione. Non posso che essere d'accordo con un cambio della tradizione. L'importante è che ci sia una cognizione del cambio della tradizione. E questo primo periodo è negli anni 70. E ripeto, non è solo a Lula. In diversi comuni della Sardegna l'abito tradizionale cambia, perché sono cambiate le esigenze. Non spetta anche questo a me dire sono d'accordo a quello che veniva messo prima rispetto a quello che viene messo dopo, però sono d'accordo nel dire che tutti dobbiamo essere coscienti di come era l'abito tradizionale di Lula e di come è diventato l'abito tradizionale e di come anche diventerà. Mi è giunta notizia, io non lo sapevo, che a Lula alcune persone hanno ripreso la realizzazione degli abiti tradizionali. Auspico che anche queste persone potranno che il vintra su un bello carrasecare, però perlomeno siano consapevoli che l'abito tradizionale di Lula era quello che andremo a vedere nelle foto di Raimonda Porto. E questo è fondamentale. È fondamentale per più ordini di ragioni. A, per quella dimensione del ricordo, della memoria e dell'identità di un comune. Un popolo. Casileo oie, a covidere, jos costume schipone su gruppo folk Lula, jos schiponia su gruppo folk in cui poi io Santa Maria Assunta, a uno di Urune, a uno dei vizi,
si che convince che questo è su costumi di vita, ma non è su costumi di vita. Non è mai stato su costumi di vita. Quindi c'è una questione di carattere anche filologico e storica che deve essere necessariamente messa in evidenza. A me non piacciono gli abiti che escono oggi del gruppo folk di Lula o quelli che uscivano del gruppo folk Santa Maria Assunta. A me mi piace su costume di sia Natalia, a me mi piace su costume di sia Minuta, a me mi piace su costume di sia Bustiana Calda, e di tutto questo che io personalmente sono resistita a vivere, che sono costumi che è da Ian sai dai Luvula, che sei dai Luvula, noi ti terziopera e vetasa e canto binnampusto dagli anni 70 in poi, che sei dai Vida, questo pure la tannara Raimondo da Porto, tu non è da povera, e non ne deviamo vergognare, io tu non è da povera, e di conseguenza tutto ciò che esprimiata iti di una ida povera, e ripeto, e non bata di ites a vergognare. Sono ricco, di questo pure la fa scrivere Raimondo da Porto, su costumi è diverso, che si potevano permettere di lo anche il diverso. Su gesti sempre scusso è, attenzione, carrasecare non binnaiata, Zarbuzzacar de Sumine, Cusasini, come compare Francesco Marongi mi ha fatto vedere un costume che io non ho visto, un costume di vita antico, bellissimo. Già, Cusasini Zarbuzzacar. Non Zarbuzzacar che si vede in Como. E allora, torniamo in concerto al Reiano e cerchiamo in tradimento a parte. È il fondamentale questo ragionamento che si mantiene. Questo libro è il fondamentale. Già un'altra via è statuato, un libro credo che pubblicato da Unione Sarda. Questo è il diverso. E il diverso, e io spero che questo libro arrivi in mano a metas, perché deve arrivare nelle mani di tanti, e non perché l'ha gestito Giuliana Angelo, perché ci ha scritto Raimonda, perché questo libro è il documento storico, è un documento storico in cui, perlomeno nel caso di Lula, perché poi non entro nel merito degli altri paesi e degli altri abiti, ma nel caso di Lula restituisce ad una comunità la sua memoria storica e la sua identità culturale rispetto ad uno degli elementi che a me personalmente non appassionano, ma che sono di fondamentale importanza. Lo erano prima, quando si devia distinguere sull'uvuleso dai suorune, lo sono oggi ancor più nell'arena globale, dove tutto è confuso, dove tutto si mescola, dove tutto perde di significato nel momento in cui le cose vengono esposte e dall'oggi al domani si dimenticano, e quindi oggi ancor più questo libro è fondamentale. Ed è fondamentale che sull'uvuleso deve scrivere che su costumi di vita custo e custa le scritte non che lunare a Raimondo da Porco, ma che ha fatto una ricerca in Palas. Non basta a Reiano il Bezzilleri, c'è una ricerca condotta a Lula, tra le persone anziane di Lula, raccogliendo centinaia di fotografie di persone di Lula e mettendolo anche a confronto con quella seconda fase dell'abito tradizionale che dagli anni 70 è arrivata fino a noi. È una fase che non si è conclusa. Questa è la vitalità dell'abito tradizionale, la straordinaria vitalità degli abiti, costumi, clamate lo scomente posparete, è questa, cioè la sua capacità di riadattarsi nel tempo, la sua capacità di raggiungere persone diverse. Maria Ducalia negli anni 70 forse si noi su prima il suo primo che hanno fatto un gruppo, non a caso negli anni 70, ammentate questo folk revival. Dagli anni 70 Bruce binnati sconsu, però metta si binnata vintra costituiti in vita, metta il gruppo. Immaginate, quindi a me che hanno mandato che baiato un gruppo nuovo, ma ti entusiasmato questa cosa. Io a Mariangela, forse, e a Daniela, che non sa spruschi bitrata, a Nicola, Franco Paolo, Bilinaro, Don Zidie, piccata dannanti questa cosa, che in sacrificio, che a sacrificio, Piero Bandini, non vuoi Piero Bandini? Piero Bandini, sta una vita che ranne chi noi. Piero Bandini, sta una vita che ranne chi noi. Pro fortuna chi bazdente che a Piero Bandino, e noi per lo ringraziare, ma è sta vero che è una di quelle persone transgenerazionali che fa che ne viene a questa ida. E sta che ne viene a una idea chi si merita di bere un gruppo e chi spero che questo gruppo anni età da innanzi
chi in difficoltà, che hanno noi dobbiamo fare che si sita noiti rose e fiori, noiti una cosa semplice, quindi su sacrificio beh, che la gente lavora, la gente si chiede divertire, sono giovani, eccetera, eccetera, però io chi del vintras una responsabilità te manna, e la responsabilità te manna è il vintras de anche sconoscere su chi besti in questo libro. E quindi, ecco la musa parola rimunna, che come a te serissa chi posata narrare iti su costumi di vita, commente questo costume iti in base a diverse persone, a diverso oggetto sociale, in base a diverse occasioni di vita. E quindi dau la parola a rimunna, che è già chiata iscritto materialmente sul capitolo di Luvula, e Sapuru la ringrazio, in pari a chi ha fatto questo progetto, che in silleri sosarreiano sono bello, però non che la narri in latino, però la parola si perde. Questo a barrata, e questo stiamo del spacco il documento che l'Uvula potrebbe bantare di una cosa sua, di una cosa a tavene e di una cosa che merita di essere connota. Immagino che non ci sia bisogno di presentarmi. Raimondo. Allora, questo lavoro nasce nei primi anni 2000, come aveva già accennato Bastiano, ad opera dell'Associazione Culturale Folcloristica Santa Maria Assunta. Al tempo questo lavoro venne avallato poi dal coinvolgimento e dalla collaborazione con l'Istituto Comprensivo Sebastiano De Ledda, ad opera della insegnante Elvira Calia, che aveva avviato un progetto con una quinta elementare sulla identità del paese. Tant'è che il titolo era L'archivio della memoria dall'immagine frammenti di identità. Venne fatta al tempo una ricerca, noi come gruppo, loro come scuola, una ricerca di fotografie, di interviste a persone anziane del posto, e il tutto venne messo insieme. Soprattutto culminò questa cosa con la mostra fotografica fatta a scuola e poi con un convegno che venne fatto sempre lì alle scuole, nel quale si era concentrata l'attenzione sulla ricerca che era stata fatta sul costume della vedova. Il lavoro che sto per presentare è stato fatto con un'analisi della ricerca che venne fatta allora, che è stata poi approfondita, completata finché si è potuto e affinata. Spero di non annoiarvi perché è un pochettino lunga. Questa ricerca poi è stata oltretutto, oltre che con delle foto datate, quindi foto vecchie e foto antiche, è stata corredata anche con foto dei pochi pezzi originali che ci sono rimasti custoditi qua a Lula, quantomeno per chi siamo riusciti a strapparglieli di mano per poterli fotografare, perché c'è ancora questa cultura del nascondere le cose, neanche te lo faccio vedere, fotografarlo è impossibile, prestartelo ancora meno. Quindi si è fatto quel che si è potuto. Allora, questa è la copertina del libro Costumenes, che è il libro che stiamo presentando stasera, e vi ho riportato la parte riguardante il paese di Lula, che sono queste pagine qua. Si divide, c'è un'introduzione sul paese e poi la descrizione dell'abito femminile e dell'abito maschile. Una terza sezione riguardante la gioielleria e gli accessori. Vorrei iniziare con l'abito tradizionale femminile, che le tipologie riscontrate a Lula sono fondamentalmente tre. Non so se non mi dà la freccetta. Quello a sinistra, giù coritto, centrale, giù zippone, e quello a destra, un nome giù costume. Costumi che si sono seguiti temporalmente
perché Jukurit è un costume che risale dall'800 fino ai primi 900, dove viene un po' abbandonato per poi passare a Suzipone e assume il costume, poi andando a scemare fino a Saunella plissata e a Sazzivile. Quindi stiamo parlando di cambiamenti nel tempo. Tutti questi costumi, tutte queste tipologie, queste tre fogge hanno degli elementi in comune che non sono variati nel tempo e che non variano da una foggia all'altra. Un primo elemento è Jumukatore, che ne abbiamo di diverse tipologie in base ovviamente alle possibilità economiche della persona, della donna che lo indossava e a volte anche in base a quello che si trovava. Qui abbiamo la tipologia del Jumukatore de Tibet, che è un quadrato di panno di Tibet, che generalmente è di colore vinaccia e che veniva ricamato o col filo di seta oppure a filuoro, che veniva indossato sia in Shukuritu sia che sul zippone. Oppure la tipologia del fazzoletto in seta, smucatore de seta, sempre quadrato che veniva piegato a triangolo e veniva indossato quinto. Mi sono dimenticata di dirvi che qua ovviamente il ricamo, grazie. Il ricamo veniva fatto ovviamente nell'angolo che andava a finire sulla nuca. Grazie dalla regia. Poi l'altro tipo di copricapo era Jumukatore de Zeta Fisarfrunzara, o comunemente chiamato il Salvino, che era un copricapo che veniva indossato non da tutte, perché era un capo molto prestigioso, molto costoso, e quindi non erano tutte che se lo potevano permettere, anche perché veniva indossato solo in particolari occasioni, il Shukuritu, in particolari occasioni come i matrimoni oppure le feste importanti. Un particolare copricapo che noi purtroppo non abbiamo riscontrato materialmente, non l'abbiamo trovato da nessuna parte materialmente, ma solo sotto lo materiale fotografico, è Javela, che, come diceva Bastiano, negli anni 70 è uscito fuori un pochettino di tutto, però io mi sono tenuta al materiale fotografico perché io di originale non ho trovato niente. Quindi si tratta fondamentalmente di una striscia di tela o di lino o di cotone per le donne meno abbienti che andava a incorniciare il volto, veniva messo in una particolare maniera ad incorniciare il volto. In questo caso abbiamo la tipologia di vela di colore nero e di colore che presumibilmente dovrebbe essere giallo, vela groga, che sono quelle che venivano utilizzate dalle vedove. Dalle informazioni delle interviste orali che sono state fatte, quello nero era per il lutto, diciamo, qualsiasi tipo di lutto, mentre quella gialla era nel caso in cui ci fosse in famiglia un lutto particolare o comunque molto forte, come poteva essere una persona giovane o un bambino. Giucasseddu, altro elemento comune alle fogge del costume, sì, delle due fogge, che è un gilet double face che veniva indossato sopra la camicia nel caso del Shukuritu o sopra la petorella nel caso del zippone. Elemento double face perché si può vestire sia da una parte che dall'altra e veniva guarnito innanzitutto a una base di panno panno arancione, scusate, jagrana tanata, nella quale veniva guarnita, orlata, decorata da una parte col velluto, che generalmente era la versione giornaliera, quindi velluto blu, dall'altra parte quella della festa, con tessuti un pochettino più importanti, più preziosi, come poteva essere il terziopelo,
il velluto finemente ricamato, come in questo caso con dei fiorellini, o addirittura il broccato, come si vede in queste immagini. Ovviamente anche in questo caso, in base al ceto sociale, ognuno cercava di rendersi differente dai ceti più bassi. Come potete notare in questo caso, ma forse anche negli altri si vede, vabbè, qui si vedono ancora di più, tutte le orlature venivano rifinite con sciupunturistu, che è una sorta di ricamo lineare, e come si vede in questo pezzo, anche con delle una sorta di freccette che sono le jajavedasa sono quelle semilune che vengono fatte a punta catenella e riempite a punto prino, che vanno a rendere ancora, ad impreziosire ancora di più i pezzi del costume, del suo costumane. Giarda, un altro elemento comune che veniva messo sia in sucurittu che sul lippone. Credo di essermi saltata una. Scusate, no. Si tratta fondamentalmente di un grembiule che veniva ovviamente legato in vita. Ne abbiamo di diverse fogge: in seta, in tibè, ricamati come il sumucatore, oppure come in questo caso, questo è il caso a sinistra, che è in raso con dei fiori pitturati. Quella centrale sinistra è dipinta, mentre quella di destra è in seta con delle stampe floreali. Questa invece è in tibè, sempre del colore generalmente abbinato a smucatore, con dei ricchi ricami floreali. Questa presenta anche delle trine, ma qui stava la fantasia della ricamatrice di come guarnire o di come decorare tutti questi pezzi. La prima foggia, Zuccorittu. Zuccorittu è un giacchetto, antipaticissima parola, comunque questo è, che è formato da una base di panno rosso, grana ruglia, anche questo come giucasseddu double face, quindi indossabile da una parte o dall'altra. La foggia giornaliera, chiamiamola così, in velluto, rifinita sempre giupunturissu, e anche con delle sete policrome, sempre in funzione, o in questo caso con il terziopelo sempre in funzione del ceto sociale, o comunque di ciò che ci si poteva permettere. E poi la parte, diciamo, festaiola o delle feste, delle occasioni importanti, che era quella più ricca di tessuti molto pregiati, come in questo caso la giarvettasa e il terziopelo. Questi sono i particolari della manica che sono a coda di rondine, finiscono a coda di rondine, viene chiamata così, e nella parte inferiore, che è una manica molto ampia, nella parte inferiore è aperta, dove una volta indossata la camicia, da lì ne esce lo sbuffo della camicia. Questo è un altro pezzo presente nelle case nascoste di Lula. Le fotografie lasciano un po' da desiderare, però è giusto per farvi capire la tipologia, le varie tipologie. E questo qua, questo datatissimo, però stiamo parlando sempre di costumi dell'800, fondamentalmente massimo primi 900. Elemento importante per quanto riguarda Zuccorittu, già camicia. Che cos'è? La camicia fatta di tela di cotone, chiamato anche da crambiche, dove nei polsi e nel collo veniva raccolta in finissime plissettature, dove veniva fatto un particolare tipo di ricamo, posso chiamarlo ricamo? Giucoro, posso chiamarlo ricamo?
dove venivano fuori dei disegni o romboidali o floreali. Nel caso di camicie, come in questo caso, che venivano utilizzate per feste, comunque per occasioni importanti, venivano arricchite con delle strisce di tela ad intaglio o a stramato, insomma cose molto preziose, che andavano ad arricchire sia i polsini sia la parte del collo. Che veniva arricchimento che avveniva anche nella parte anteriore, che era l'unica parte che praticamente si vedeva con tutto l'abbigliamento, perché tra cassello e coritto la camicia si vedeva giusto lo sbuffo, le maniche e il collo. Questa è una camicia di Vittiano, chiamiamola così perché era quella che veniva usata ogni giorno, tant'è che ha solo Zucchero nel collo e il polsino ce l'ha completamente bianco, c'ha solo Sasintentera, quindi la plissettatura, ma non gli è stato fatto nessun tipo di ricamo. Già Unnedda di Uresi, la contestatissima Unnedda di Uresi. Allora, ripeto che io mi sono basata a fare questo lavoro su ricerca con materiale fotografico e con pezzi custoditi nelle case di Lula. Non sono tantissimi, però questo ho trovato e questo vi propongo. Questo, posso dirlo di chi è? Sì. Natalia. No? Questa è Silvia Bustiana? Questa è Silvia Bustiana carta. Che credo questa fotografia già risalgano più volte si seccano via. Questa l'abbiamo fatta già che cioè non sono, insomma. Già Unnedda di Uresi, che caratteristiche ha? Lo dice la parola stessa, è di orbace nero. La parte inferiore ha il panno rosso, una striscia di panno rosso che sarà più o meno sui 15 cm. A seguire una striscia di velluto blu, che viene chiusa da una seta policroma, chiamiamola vetta, che può essere più o meno larga, anche quella era in funzione del tipo del ceto sociale al quale si apparteneva. Davanti è aperta attraverso sarmascula, già che nient'altro sono che le aperture laterali che servivano sia per chiudere la gonna con 2 gancetti e poi serviva per accedere a Sabuzaka, che altro non era che un sacchetto legato in vita che aveva la funzione proprio delle tasche di adesso, perché prima le tasche non esistevano, sotto la quale veniva indossata anche già tunica, cioè il sottogonna. Tornando a Saunedda, Sarmascula, che hanno una forma di triangolo rovesciato, che ha i bordi interni rossi, di panno rosso come il bordo, e nella parte più esterna il velluto come il velluto che c'è nella parte bassa. Nella parte posteriore invece qui si vede qualcosina, ma poi lo vediamo anche nelle altre foto, invita praticamente a coprire le Sasintentera, che altro non era che la plissettatura dei suresi, che poi andava a definire le pieghe posteriori. A coprire la Sasintentera si veniva messa una striscia di terziopelo con una vetta. Questo è il suo costume di zia Natalia. L'avete riconosciuto? Sì. Ok. Ho voluto mettere queste 2 foto sia per farvi notare le pieghe posteriori che sono larghe, ma ognuno poi alla fine per comodità chi le fa strette, chi le fa larghe, per farvi vedere la striscia che ricopre Sasintentera in vita e di come veniva utilizzato Zumucatore, dove quindi in uno abbiamo messo Gisallino e in uno abbiamo messo Zumucatore del Tibet, cosa che Zumucatore del Tibet nella stragrande maggioranza delle foto che avrete visto anche voi è quello che veniva normalmente utilizzato, tant'è che non ricordo a memoria di aver visto nelle foto che abbiamo, che sono almeno 300-400 foto, di aver visto, mi pare, una foto con Gisallino, forse 1 o 2, non di più.
Un elemento particolare che io ho intravisto in questa fotografia, che sono fiera di dire che della mia famiglia, della famiglia di mio babbo, di una parente di mio padre, che si intravede Sasca, che altro non era che una sorta di cintola che andava a ricoprire il bordo tra la gonna e il giucasseddu. Era un ornamento, non aveva nessuna funzione particolare, era un ornamento e non era da tutti averla. Ovviamente anche qui si parla di ceti sociali elevati. Questa è la fotografia intera e vi faccio vedere quella di destra. È uno dei costumi più ricchi, se così vogliamo chiamare, che esistevano, o comunque di quelli che abbiamo trovato, perlomeno dalle fonti che abbiamo, di quelli che abbiamo trovato documentati, che come potete vedere quelli di sinistra, famiglia abbiente, perché comunque ha degli elementi che non tantissimo lo dimostrano, però quello di destra, Giaunedda, oltre al panno, non so se riuscite a vederle, ma due arvettas e una striscia di terziopelo, che a quei tempi comprare quei tessuti non era da tutti, quindi si è supposto che questo fosse un abito raro e molto ricco. Queste sono altre tipologie di coritto, sempre loro. Questo è sempre su Zia Natalia, indossato negli anni 70, 80, sempre lui. Giuzippone. Giuzippone prende il nome dal corpetto superiore, cioè da quella specie di giacchetto che viene indossato sopra giucasseddu e Saspetto Reddasa. Partiamo da Saspetto Reddasa. Che cosa sono? Sono una striscia o un pezzo di tela generalmente quadrangolare, che va a ricoprire solo la parte anteriore del petto della donna. Veniva confezionato o in stramato o in taglio o in tutte le possibili modalità che si poteva lavorare il cotone, oppure come la camicia, la parte che veniva lavorata della camicia, fatta sintenta, quindi le pieghe, è definito con succore e poi ulteriormente impreziosito con ricami, con stramato, con filet, con tutto quello che si poteva fare per renderle ancora più preziose. Giuzippone è il giacchetto che dà il nome a questa foggia del costume, ed è un giacchetto attillato che va indossato ovviamente sopra giucasseddu e Saspetto Redda, che si può presentare in due, più principalmente in due modalità: o completamente in terziopelo, e quindi andiamo anche in questo caso a pensare che questi fossero i pezzi di persone abbienti, oppure la modalità mista, con base in panno e solo le rifiniture laterali con il terziopelo e con le varie trine, trinette, venivano fatti anche in questo caso a uncinetto, fiorellini, tutto quello che la fantasia poteva sprigionare veniva applicato, perline, tutto quello che c'era, o quantomeno quello che si trovava. Però la differenza sostanziale era nell'utilizzare completamente il terziopelo per tutto il capo, come in questo caso, oppure parte in panno e solo le rifiniture col terziopelo, che in questo caso è quello nero con il brocca, con una vetta. Questo è un altro pezzo datatissimo. Giaunedda de panno. Giaunedda de panno è quello che va a completare Giuzippone. Quella di sinistra è de panno, quella di destra è quella Giaunedda de lana, che è quella che dà vita a Sumesu Costume, quella che poi, abbandonata Giaunedda de panno, si è passata a Sumesu Costume per poi passare a
piano piano a sa civile, e che de lana è quella che si usa ancora, qualche signora attempata la utilizza ancora adesso. Qui si possono vedere, credo che si vedano, sì, si vede che il bordo del saunetta, allora, innanzitutto ho una base di panno nero. La forma è come quella del sucurito, quindi giusestu è sempre scussu, solo che al bordo inferiore, al posto del panno rosso, prende il posto il terziopelo, che viene guarnito, che viene definito con una seta poligrama, quindi una vetta, oppure con delle passamanerie, perline o quello che si aveva a disposizione. Il tutto definito anche in questo caso, come avevamo detto nel sucurito e in succasseddu, tutto ridefinito con suppunturissu. Tutte le bordature vengono definite con suppunturissu, che generalmente vengono utilizzati come colori il verde, il blu, il giallo e il rosso a seconda di dove vadano posizionati. Questo sempre uno zippone, e vi faccio notare che questo qua, mi sono dimenticata di mettere la foto affiancata, e questo qua, no scusate, e questo qua di spalle, questo che c'è sulla sinistra è questo qua, lo stesso identico, non è cambiato di una virgola. Giumeggio costume, la parte superiore, quella del zippone, va a cambiare, viene sostituita la giaunedda del panno con giaunedda de lana plissata, dove nella parte inferiore potevano essere realizzati dei ricami per renderla più preziosa. Queste sono le testimonianze. Zagattia, viene già parlato per quanto riguarda Zavela, che in genere veniva utilizzato, in questo caso sono due scurito, e questo è quello del quale vi parlava Bastiano, che su costume del Silvio Gudi, del Samanneda del Silvio Gudi. Sì, che si può vedere come il panno rosso è stato tinto, ma non completamente, non è riuscito il colore ad imprimersi completamente, quindi è rimasto sul rosato, perché come diceva Bastiano non è che c'era la salda pronta, o comunque non tutti neanche se lo potevano permettere di farsi l'abito nuovo, e quindi veniva tinto, quando una diventava vedova veniva tinto tutto di nero. Zupponette, che anche di questo capo ne abbiamo sentito parlare solo nelle interviste, ma non abbiamo trovato pezzi originali. È un capo che veniva indossato dalla vedova, che era una sorta di zippone ma più lungo sulla schiena, sempre nero. L'abito tradizionale maschile tutti lo conoscete, questo grazie a Dio è quello che non è cambiato tantissimo nel corso degli anni, perché quello è rimasto immutato nel tempo. E partendo dalla testa, la berrita, che è fatta in panno nero, ed è lunga dai 40 ai 50 cm e viene utilizzata come copricapo. La camisa, che come quella femminile è sempre fatta in tela di cotone, viene raccolta che si rintenta e fatto giucoro sia nei polsini che nel collo, oppure poteva essere arricchita anche con, come in questo caso, con dei ricami, con degli intagli. Lo scartoner de tela, che sono quelli che venivano indossati sotto la fracasa, che vanno a coprire tutta la gamba, e potevano essere della foggia o di tela o di uresi. Lo scarzone, che venivano utilizzati, questi sono gli stessi, questi qua, quelli di sinistra fotografati, sono quelli della fotografia.
sono il pezzo originale di quella foto. Come no, questi no, stavo scherzando. Però questo è lo stesso pezzo. Giugiolo Patu è il corpetto maschile che si chiude aperto, si apre lateralmente, si chiude su un fianco ed è fatto con una base anteriormente di velluto blu, nella parte posteriore di panno rosso, che va a formare con le bordature di velluto, va a formare la tipica forma spiga come giocacello del costume femminile. Nella parte anteriore viene impreziosita nell'intorno del collo con punturizzo, con diverse righe di punturizzo, a seconda ovviamente anche lì delle possibilità. Ciarfracasa sono quella sorta di gonnellino che va a coprire la parte centrale del corpo maschile sono fatte in orbace nero con rifiniture in panno bordeaux oppure in velluto. Gli scarzonese vanno a terminare, gli scarzonese che sono molto ampi, vanno a racchiudersi o rinchiudersi dentro la scarpa, che vengono indossate, una sorta di ghette che vengono indossate a coprire completamente le scarpe e quasi tutta la gamba dal ginocchio in giù. Un accessorio utilizzato è giacchintoglia, non tutti ce l'avevano, tant'è che nelle foto difficilmente si vede la giacchintoglia, ma qualche pezzo l'abbiamo recuperato, che anche in questo caso variava in base al ceto sociale. Aveva come base generalmente disegni floreali e poteva avere come sfondo broccato, velluto, diversi tessuti in base alle possibilità. Giugappotto in orbace, un cappotto in orbace con un cappuccio a forma triangolare chiamato giugoguzzo, che va a coprire tutto il busto fino a ricoprire posteriormente Ciarfracasa. Presenta due aperture laterali a modi di tasche e delle rifiniture sia nei polsini che nei in tutti i bordi. Rifiniture fatte a velluto e poi rifinite a mano anche con cuciture particolari e varie. Stessa buzzacca, interna e esterna, che viene finemente rifinita. Anche in questo caso viene finemente rifinita, punturizzo, in questo caso è tutto nero. Qui abbiamo diverse testimonianze di un pochettino di tutto quello che è stato tirato fuori. I gioielli. I gioielli che arricchiscono non tanto il costume di Lula sono principalmente, o perlomeno quello che io vedo dalle testimonianze, Gioro Butonese, la corona e in questo caso l'anello, che Gianello e Costa, che era quello che veniva regalato prima per quando ci si sposava con le iniziali del marito. Questa è una spurgadentese, questa è una corona, Gianello e Costa, dove c'è l'iniziale del marito, da una parte la scritta amore, da una parte la scritta fede, e Giorbutonese. Qualcuno in qualche foto si vedeva qualche collanina, qualche catenina, ma niente di che, forse non si distingue bene, forse qualche rosario messo al collo, ma non lo so, ma principalmente ciò che salta all'occhio sono Giorbutonese, che venivano regalati in genere al momento del fidanzamento, giusto? Sì. Poi un particolare indumento che non è stato inserito nel libro, questo non l'abbiamo inserito perché non siamo riusciti ad averlo materialmente per fare le foto, è la caretta. Questa è una caretta di una bambina molto piccola, non so forse l'avete vista in giro qualche volta è uscita qua. Qualche volta forse è uscita, mi sa che è uscita anche quest'anno a Ferragosto, l'estate scorsa a Ferragosto. Però volevo farvi vedere in questa foto di destra che i bambini maschi
hanno in testa un particolare copricapo che purtroppo non abbiamo trovato da nessuna parte se non in questa foto, che era una sorta di cappello, non so neanche come chiamarlo. Berrita. No, No, no es una berrita, un bonete blu. Una cuffia, possiamo chiamarla cuffia, che è da quanto si deduce dalle foto sono in velluto e ornate anche col terziopelo. Questo però sono delle curiosità che andranno approfondite o se si trova qualcosa, ma ve le volevo far vedere. Io ho terminato, grazie di non avermi Grazie Raimonda, un po' emozionata, però andato su che devi andare. Allora, io non vedevo queste fotografie dai primi anni 2000, ovvero da quando sono state raccolte, le abbiamo fatte. Sicuramente mi sono dimenticata qualcosa, però abbiate pazienza. Però diciamo che in questo PowerPoint, nella discussione, nella presentazione di Raimonda, sono emerse le diversità dell'abito di Lula, tutte le diversità. Personalmente, ecco, Silvira da questo punto di vista si era impegnata moltissimo, per esempio, per ricostruire, e l'ha ricostruito perché ha delegato alcune persone a Lula per realizzarlo, su costume de Gatia, che era bellissimo, su costume de Gatia, che non era altro su curitu, però de Gatia. E una cosa che ci aveva appassionato i Custavela, perché c'è sempre stata un altro dei problemi di Lula, dell'esistenza de Savela, tra cui Savela Bianca. Alcuni dicevano che c'era, alcuni dicevano che non c'era, noi non l'abbiamo mai vista in nessuna fotografia, le persone anziane non ce l'hanno mai nominata. Io personalmente credo che questa sia un qualcosa che per l'appunto è uscito fuori negli anni 70 e veniva messo alle questo su chi può spotonare il geo. Poi attenzione, Bolsonaro, che è una di quelle querele che probabilmente non risolveremo mai, che chi la poteva risolvere perché sono tutti in Camposanto. Quindi o Bosachiti sono ziri in Camposanto a bilsi calicuni sulla fotografia all'Argiuchet, se no noi personalmente in tutte le fotografie non abbiamo visto. Ecco, questo crea l'abito tradizionale di Lula. Invece per quanto riguarda Savela Groga e Savela Nieda, le fotografie lo documentano, e sia Peppa e Chintu che quella che Savela Groga, che non era esattamente questa qua dietro, peraltro non era sposata, in un momento male su currutilità che o pronubrate esattamente pronubrate. Quindi siamo in presenza di una testimonianza bellissima, inequivocabile, come le fotografie, peraltro. No, aspetta, capuino che gli vuoi intragannare. La questione dell'abito che ha proposto mi lascia una considerazione personale, e con questo vi lascio, presento chi deve parlare dopo e poi ho bisogno di andare a mi bere una tassa e abba. Una cosa posso dire personale, non da studioso, da antropologo, una cosa personale, che dopo aver rivisto queste fotografie, ancora mi chiedo, pruite deviamo schircare su chi non nos apparteniti. L'abito di Lula è l'abito di Lula, quello che abbiamo visto là, di un'eleganza e di una raffinatezza che è difficile riscontrare. Se poi che fa che ratero, questo è un altro paio di maniche, ma non vedo pruite la necessità di andare a cercare attiro, quando scriviamo su un abito, un stile, un costume, chiamatelo come te può spare, che è veramente elegante e raffinato. E la semplicità di sua è elegante e raffinato. Detto ciò, Raimonda vuole dire qualcosa, ma io credo che Raimonda, aspetta, forse la possiamo lasciare al dibattito, perché vorrei fare... No, semplicemente sul fatto che la ricerca non è stata tenuta a stagna, cioè non è scritto Gerratino che si batta cosa di aggiungere, ovviamente, no, ne mano l'arziata, io l'ho vista, io non l'ho vista. Questo è quello che io ho trovato fino ad ora.
sono da mezza e battere che hanno fatto sul convegno, no? Che la scuola è petazunto, da mezza e battere sono stata raggiunta. Quindi benvengano se ci sono nuove testimonianze, nuove foto, nuove testimonianze orali, quello che volete, pezzi originali che ci avevano nascosti nei cassettoni, perché tanto succede così, la maggior parte sono così nascosti che non li fanno neanche vedere. Quindi cioè, è qua, il libro ce l'avete, no? ad aggiungere le cose ad una cosa già iniziata non è roba mia, non l'ho fatta solo io, è stata iniziata in gruppo e della comunità, ecco, cioè non mi appartiene, quindi se c'è qualcosa da aggiungere, da completare, è a disposizione di tutti. Allora, questo perché non è una gara, cioè la ricerca non è una gara, la ricerca è un qualcosa come la ricerca medica, anche la ricerca sociale, culturale, è diciamo opinabile, è rivedibile, è riposizionabile, quindi siccome stiamo lasciando 5-10 minuti per il dibattito, poi potete andare tutto su chi può spare, potete andare su chi bisavella vintra arancione. Ora vorrei invece passare la parola a Gianpasquale Piras per un versante che è parallelo a quello che abbiamo condotto finora sugli abiti tradizionali, che ha a che fare col ballo, che ha a che fare col ballo di Lula, e quindi ci proporrà una visione sull'abito, in particolare su Siriu, che chieste su ballo de vida. Dopodiché per l'appunto lasciamo lo spazio al pubblico e al dibattito. Prego. Buonasera, presente la materia conoscere. Io non mi voglio piegare troppo tempo, non mi avevo preparato per un argomento su senso. Arrivo, non mi avevo preparato. Schio che comunque sul tempo deve dare un pacchetto di scritto. Mi dispiace da passare più tempo sul dibattito, o per schiatelo. Saremo è abbastanza semplice. Non si intende? Dove si intende? Ah, dove si intende? Iponanne, non mi incaglio piegare troppo tempo. L'argomento che devo trattare io riguarda i suonatori lugulesi de sonette. Che è un argomento che noi è stato galoppicato per esempio dal gruppo che sono stati in vita, quindi il gruppo Folk Santa Maria Assunta, sul gruppo che vede delle Natate, sul gruppo de Como. È un argomento che secondo me è stato un pacchetto sottovalutato, che ha tutti questi argomenti che vengono sottovalutati, che ha bisogno, di creare che ha bisogno. Esas tradiciones de metalvías venen delegadas mescamente questi ultimi anni a sul gruppo che hanno a rappresentare mescamente a foras, e quindi sono che parlano in vita delegano a questo gruppo le tradizioni e non pensano che però la tradizione vera e propria è scusa chi non si ha che vedere i foras, è scusa chi non si mostra, è scusa chi noi sacchiamo donzerie. Ed è cosa che poi ha bene piccati in mano dai chi è a taire un'ingrasa sul buono senso della piccare in mano questa tradizione. Sì, la tradizione è data e sì, la tradizione viene considerata, che questo pure non è scontato. Quindi saremo adesso suonatori lugulesi, è una riunione importante secondo me, prima di tutto che caratterizza sai dai lugula. Se noi andiamo a vedere che i sonetti sono arrivati nei primi del Novecento e che batapito tanto rappresentanti, quindi suonatori in vita da quell'epoca, vinzas a oie. Se andiamo a vedere, oggi noi non siamo scontati, lo abbiamo invitato praticamente tutti, poi magari tutti non bisogna vendetelo, ma è data più o meno di più di 30 suonatori, tra mannos e minores. E provvida magari sti scontato, provvida che bisogno. Ma se noi andiamo a vedere a Terasidas, per esempio, questa fortuna non l'hanno. Ma siccome lo tornare resta una realtà che gallo via sui suoi sonetti in vita, magari non viene piccata mette in considerazione e quindi non viene trattata come una cosa culturale e si sbagliata. Questo io personalmente l'ho constatato andando a fare in questo più di 20 anni sono interviste per quanto riguarda i battiletto. Mettas anziano, mettas, fortunatamente non mettas, comunque più di un anziano danno le sorbatile non è da iata comunque come persone divertite che siano a carrasecare, ma non è da iana come qualche cosa di tradizionale e culturale. Pruite che hanno abituato a loro vedere e gai matessi è capitato e
capitanne, chi sono suonatori di vida, e chi su ballo di vida. Se noi come andiamo a dimannare, se noi andiamo a andare su serio in una videocassetta o in un registratore, e lo poniamo su una ida o in satira, difficile che identifichino su ballo chi l'uvola. È capitato che in Salla e Pacu, in un teatro in Castello, mi hanno mandato questa registrazione, uno serio suonato veramente bene, come non ho mai inteso da uno risteri suonato su serio, che sicuramente questo è un musicista, ma io sono sicuro che se andiamo a demandare su un musicista deve su ballo, non è scritto. Pruite, casai dai l'uvola non si l'ha mai atto su go. E questo è un sbaglio. Se andiamo a vedere in questi ultimi anni, chi ha capito la veduta, andiamo in italiano, una veduta più ampia di questa tradizione sua, ha quasi a ta maniera desin che las accaparrare questa tradizione. Andiamo a vedere le maschere di Mamuzzone, andiamo a vedere su tenore in bizi, cioè ha fatto il solo, una cosa che i comuni a metà sidas, a tutta la Sardegna, però l'ha fatto il solo. E hanno la generazione di come hanno andare a identificare per esempio questa maschera, questo tenore, ma questa maschera sono in tale luogo, ma pruite, che questo hanno intelligenza, si è veduta logicamente più larga, quasi desi laccheri solo. E quasi che hanno noi, per esempio, a mostrata a Bocarapizzo loro battiletto, una di queste cose, ma in vita noi non bi questa cosa, cioè biti ma non biti, e ma moiada bini, ma pruite però, che in questo è stato fatto un lavoro scientifico, fra virgolette, di ricerca, si l'hanno mantesa, e l'hanno posto un trimbo che oramai è incredibile, ma non è che appartiene solo a Issoso, appartiene da tutto. E quindi pruite questa questione del suonatore di vita, e poi bordasso che lo lasciare spazio sul dibattito, casi in vita perdiamo su questo treno, poi è capace che fra tanti anni, che hanno magari questa cosa, si catannare un pacchetto Morini, speriamo che no, non va parlata un trimbo vero e proprio di questa che è caratterizzante di Saida e Lula. Che ripeto, 30 suonatori in una ida di 1200 persone, non è vamos a essere sus unicos in provincia. E di questi 30 suonatori, su belli teste, su bello, colatemi sul termine, e pinza su un pacchetto per usumarlo, è che di questi suonatori suonano per passione, cioè fuori non biessimi, non suonano neanche in piazza in vita, suonano per la passione di suonare. Esa tradizione in cui non è spruscussa che non si va di ampilare a un palco. Che comunque, quando uno ampila a un palco, sta mostrando una cosa, mettere via la gente che non si manchi tesco questa cosa. Ma la tradizione vera e propria sono che noi sappiamo donzi die, che nella mostrare a nessuno, promuore che non sentiamo di lo hackere. Solo che una cosa che di a te essere buona, e stasera chiediamo di fare una cosa di questo genere, perlomeno se si via che te l'hackere, a suonare magari da uno di noi, a moda nuvolesa, un ballo che sia su serio, un dillo, su chi sia, in maniera tale che abbarrete questa serata. Questa serata è beste oggi, che 20 anni fa, che più di 20 anni fa, che si è stato fatto un altro convegno. Le cose importanti di hacker da questo punto di vista sono vintas custas, che custas abbarrano, cioè noi stiamo esponendo un trimmi stasera, chi stiamo fare danni di questi argomenti, e si spera che uno in casa, chi lo spiccato in mano, insomma, comprenda che sono cose che sono andate con un pacchetto da rimettere, e sperano che appunto vengano piccate in mano, come intendano i Rimune, come intendano i Zulu, noi stiamo stasera in tutto. Su costume, per esempio, io pure dopo questo dibattito va a poter narrare un paio di cose. Che sono suonatori, vi devo cioè, de che serata solo per dare dessa moda di suonare su serio, dessa moda di suonare su nugoreso, dessa moda di suonare su basso torrato, che si sa data in maniera scientifica di queste cose. Cioè, suonare un pacchetto vinta complicato. Che comunque lo suonatore di Lula hanno dato un trimbo a sorballo di vita. Chi prima veniva cantato a bocchesola, chi prima veniva cantato a tenore, e poi, una via che non è arrivato a sossonetese, ha nato il soro, quindi di l'uvola, caratterizzante, vinta a chi sossonette. E non è scontato questo.
Quindi io spero che poi questo messaggio venga recepito da chi è Galuoie, si picca sa briga di ampilare da un palco e di suonare a moda lugulesa, che sono cose che ricercas che sicuramente dureranno, cioè non è che in una serata si sono di tutto, però è una cosa che a piacere di cominciare, che non è scontato per donare. Poi adesso spazio sul dibattito, non ha nominato tutti i suonatori di prima e di come, si spera che magari a Nova si torna a fare una cosa del genere e poi magari abbiamo un bel elenco e mandiamo qualche videocassetta o qualche registrazione però a dare direttamente vinta solo di corso. Buona serata. Grazie. Allora, ecco, il momento del dibattito, degli interventi del pubblico. Buonasera a tutti. Io sono Graziella Porto, come ti scritta, sono Galle Susardo, come chiamato tu. Allora, rappresento il costume che si è statuato canno sul tempio di Sta Paolina. Bene, questo costume è stato, come chiamato l'antropologo proprio, rimodernato, pruite, che noi siamo rimodernato a Busacca. Quindi io ho scrivere a aperto un corso in cui io sto imparando già chi aderi nel suo corso come ti già che te un costume. Allora, io ho da età di 3 anni, so una molto, come te potessi studiare, so una desinata, una appassionata, lavoro in Santa Foresta, però questo a me è sul lavoro che mi chiede. Purtroppo, queste cose, queste tradizioni proprio nostre si sono perdute, spruite. Che noi, io per esempio, questo costume che ho fatto, io personalmente, in Parazia Paolina, me l'ho fatto per sposare. Bene, in questo costume vanno sposato 15 persone. Allora, non poteva andare a sposare chi in un costume, chi in un velluto, che una sposa, come noi schimoso, si vestite in bianco per essere bella. Bene, noi l'abbiamo fatto, voi ricco, e tutto questo ricamo è statuato a me, io, che in questo neda ha proposto la bellezza di un anno, pro l'acre. Zia Paolina non ha imparato in tempo suo, già 6 anni, che questo costume tiene 40 anni sto tarduoso. Come vi dite se questa fracca che si narrano, io che salbuzacca autentica lubulesa. Questi no, che non veni seccato è andata da innanzi, voi che su chizzo, pruite, che noi abitando in tutte queste cose, abbiamo visto 15 a Paolina e poi uno dei costumi, voi precisi identico, l'abbiamo visto e poi come avete nato voi, non andiamo a esaminare in mezzo del salbarasa, la posta morta e su pinnicone indannante lo yucchiata. Quindi io bitenza a fare schire a sascorsista che ringrazio bravamente che sono venuta e mandato fiducia e ringrazio a suo comune che il comune mi ha dato la possibilità di mi esporre a fare i costumi che io desidero la metta e mantenere le cose nostre. Però purtroppo mettere via non vedo materiale adatto. Allora, rimuna, il suo cassetto noi usiamo su zingo, che è tra mesi este su canzu de su Terezia Pella che di essere questo l'abbiamo evitato che in Zia Paolina che non esisteva, però come l'abbiamo voluto ed essere proprio non este zeta, este giuverde. Però la scorsista sono stata talmente in gamba. No, ma dai, io te sono anni, cioè, a me questa cosa che hai fatto non è che mi piace, gallo di pruso, anzi, senza bosacche di schire, che io da pezzinetta di 3 anni, ho ballato che Master Elvira, che nos ha impiccato a Barletta, professor Gordi, e poi Bitizio Todde
ed è una nie binnisetta, chi sono io a sul serio, a sonette, a buca e sonette. Quindi io sul serio lisco dai pizzinelli di 3 anni. Poi abbiamo formato su gruppo, chi sono del Piero Bandino, chi bimus in realtà più di 10 anni, vero? Va bene, poi per questo gruppo che io ammiro, ma veramente ammiro, che a tempo d'oggi è un gruppo andare d'accordo, è veramente difficile, però una cosa molto importante, che Lula ha accettato il corso proprio in amore, quindi se scorsista, chi è veramente informata da antropologo, che come io gli chiedo una domanda molto importante, è su cassetto che noi sacchiamo, la vedova, non lo poteva attingere a niente, vero? Il arancione era arancione. Oh, benissimo. Allora, sul cassetto di una vedova, il arancione, io ho fatto cortese e l'ho spiegato a presente. Zavela, un lutto molto importante, canni groga, proprio come è nato Raimonda e Isse. Cada pizzinetta minore, non abbiamo visto meta. E c'è del costume, il luvula, noi che non benanno, bisogno, non è che ne vedere, però il costume antico benna meta. Su più giucane, su velluto, e su zippone, cassetto e curito benna paccoso, benna pacchissimo. Però, su curito, a livello di eleganza, piaghe di pruso. Questo è un mucatore, non è deserta, ma antico è questo che besticua, che l'ha povato, che l'ha tirato dal frunza, che è tutto monicata. Io credo che ora vinca su zippone mio, che tiene 150 anni, che sa un'edà detto bene. E su zippone io che semplicemente, proprio, che hanno una persona noi ricca, chi non podiata, io che semplicemente su terziopela Bordeaux. Prima su terziopela sini Virdes e Bordeaux. Difficilmente assapaiamo su viola. Come bisogno di 12 colore, quindi non lo scriviamo. Difficilmente Zavetta veniva abbinata a suo costume, Zacchiata su Chipitti. Allora io, come mastra del corso, come vista di accherrere chi sono costume, torrene a galla tutto canto, e che nessuno invidia, che io su l'ho imparato da zia Paolina, da pizzinetta minore, da essa suora, Suor Maria Gesuarda, zia Natalia, che ha fatto video sul costume di zia Natalia poi dopo, questo costume che ha visto di zia Natalia, e sul costume di Pascale, iniatoso chissà mano, vizi chiesa, cioè la gente annaiata bizzi, perché qui in ocche non binnaia gente che così quindi annaiano bizzi e sa che hanno vita su coso, su commentiti su costume. Quindi in bizzi dopo che hanno visto su costume l'hanno fatto in luvula. Zia Natalia però va su costume antico, è vero, ma va vinta scusto del costume, che l'ha fatto pari schinosi, e di questo costume che ha fatto zia Paolina, bisogna dare una barantina, e piagane, cioè tu piagane. Io non sono anni che noi non dobbiamo seguire questa tradizione, la siamo seguendo, però io credo che la gente di Luvula non ha fatto invidia di queste cose e venga a vincere su corso per imparare vinza come diceva che tu non cassetto che ha uno cassetto come hanno nato isoso è un gesto ed è tutto uguale vizi, orune, lubula e tutto cusala onanie sono tutto uguali poi salvetta grazie però incursiamo magari che ti intervenne scalicuno sì ma sono incursiane poi che gli ho solo una cosa poi però sul tipo del suserio che non è isse non è una cosa in occhio battapito gente che ha suonato per noi scanno imo suserio e abbiamo sclamato vinzasa su tenore dei vizi metà via scanno un baia suonatore
Toto Reddu de Montesi, chi sono io, veniata, come ti veniato in Edusale. Toto Reddu de Montesi, ha imparato su serio, vinta a Dottore Chessa. Che Dottore Chessa, del suo serio nostro, niti innamorato e annato che non hai atteso mai un serio gai. Comunque, io vos imploro e vos intesinara, vos invito a fare queste costume pari schinosi. Io sono a disposizione. È una cosa molto importante. Ringrazio la scorsista, ringrazio Rosanna Cabua che mi ha aiutato e poi ringrazio anche l'amministrazione che mi ha dato questa importanza. Grazie e grazie a voi. Grazie. Allora, c'è qualcuno che vuole chiedere qualcosa, c'è qualcuno che vuole fare delle osservazioni, c'è qualcuno che vuole approfondire degli argomenti? Veloce. Una cosa importante che, come abbiamo nato, sicuramente è sempre in evoluzione, ma che noi abbiamo spiegato in arrivo dai meta, dai che abbiamo fatto la ricerca. In vita, mai che su costume adesso ne vai a tatteras, nessi due particolarità, che non viene mai occatas, non abbiamo schisi, tra virgolette, si che sono perdite. In vita pensa aspetta, tutto, chi poniano anche su costume. E poi pensa grossa, tipo usa pure una cosa fondamentale che fortunatamente Bagalo vince scarchi di ortografia. Usa grossa itti una specie di cassetto intesinale di Urisi che serviva in campagna. Chi quindi sono il brazzale longo, arriva a solo e saccintoglia. Però è una cosa caratteristica di vita. Come te pensa aspetta? Siccome per esempio qualcuno di noi di Atesile che su questo mi si aspetta, sono sicuro che qualcuno di Atari tenarre Pruite, che non sono stata mai nominata, che su pure Pruite, non si la gente non gli iscritti. Però sicuramente chissà dopo quindi anni 70-80 non sono stata mai adoperata, pare che non siano mai esistita, invece sono bene. Dai matessi la grossa. Poi in carichi fotografia dei carichi banniti del Sudicento, poi a binza scarichi una specie di gruppettello di pedde che però non si comprende bene sia iata si carichi cosa di Luvulese o si carichi cosa magari sortita nelle scorribande che poi fa questa persona, però non tutto elemento che sicuramente bisogna la nostra fotografica insomma magari chissà l'intervista che so spacco anziano che non ha parlato si dia a poter integrare in questo lavoro. Poi ripeto, a fare dare del suo balluserio di tutte le altre cose, si spera che a Nova sia cattunato in un convegno, che magari va per partecipazione e vince del suo suonatore, che si ponga come desinare nero su bianco, vince questo argomento, che non era da sottovalutare. Grazie. Direi di chiudere, visto che sta andata Michelina, mi pare che fondamentale per la salute nostra, visto il calore di oggi, e buon ringrazio l'amministrazione che su gruppo Folk Lula nos hanno riservato i foras, credo i foras, un rinfresco, un buffet e quindi siete stati invitati a ne piccare parte. Grazie di nuovo. Bene, BCTV terminiamo questo bello convegno su questo costume di Luvola. Sono siete da fuori tante cose, tanto discorso interessante. Scusate, tanto discorso interessante che abbiamo a seguire in altre occasioni. A mentre videre, adios a tutti.